Mister Filippo Maniero oggi in panchina al posto dello squalificato Zironelli, una rete per tempo, si chiude il girone d'andato con una vittoria. Come analizzare sta gara? Ma sicuramente è una partita difficile, come del resto tutte quelle che abbiamo affrontato, che affronteremo in questo campionato. Volevamo vincere la partita perché era da un po' che questo non accadeva. Penso che i ragazzi abbiano dato tutto quello che avevano per cercare di farlo e alla fine penso che sia un 2-0 anche meritato per quello che abbiamo visto sul campo. Ecco. Primo tempo decisamente più all'attacco, secondo di difesa, però senza correre grossi pericoli, insomma. Sì, è logico che quando vai in vantaggio poi sai, pensi più a così, cercare di portare a casa il risultato che non magari a fare altri gol, quindi ci sta che a livello inconscio arretri un po' il baricentro e gli altri prendono un po' campo, però come hai detto te, azioni pericolose o palle gol non abbiamo subite e questo non prendere gol è sempre un buon segno. È stata la domenica delle prime volte, il primo gol di Aliu con la maglia del Cernis Buzzana, il primo gol in assoluto di Gaspardo, soprattutto quello di Aliu, il primo, tu che sei stato attaccante vero, è stato da grande centravanti. Sì, penso che tutta l'azione sia stata una gran bella azione perché c'è stato l'inserimento di Luca sulla destra, il cross era perfetto e Aliu ha scelto benissimo il tempo e ha fatto un gran gol, quindi quando un'azione comincia bene di solito finisce bene, lo dico sempre anche in allenamento ai ragazzi, perciò sono stati tutti bravi e sono contento per lui che si è sbloccato da noi perché dalle altre parti si sbloccava un po' prima.